Armi alla polizia locale, c'è il via libera. Dopo Feltre e Cortina, anche il capoluogo doterà i propri vigili di pistola d'ordinanza. Chiuderemo l'iter entro l'anno. L'assessore Damiano: nessun Far West, ma strumento in più per la sicurezza. A breve i primi corsi di tiro al poligono. Siamo sul Gazzettino e apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, venerdì 13 giugno. Andiamo a leggere qualcosa di più appunto su questa notizia. Le scrive Damiano Tormen: polizia locale armata, entro l'anno le pistole. Palazzo Rosso ha avviato i percorsi teorici e pratici di sparo per gli agenti. L'operazione permetterà di far uscire gli operatori anche in orario notturno. Armi in arrivo. Nei prossimi mesi gli agenti della polizia locale saranno dotati di pistola d'ordinanza. Intanto si preparano ad averla con sé nella fondina e, se dovesse servire, anche ad usarla. Entro l'anno contiamo di concludere l'iter di questo progetto, che era stato inserito nel programma elettorale dell'amministrazione e anche in coerenza con l'idea di sicurezza cittadina del gruppo di Fratelli d'Italia, dice l'assessore alla sicurezza Raffaele Addamiano. Belluno al momento è l'unico capoluogo veneto in cui i vecchi vigili urbani non hanno appunto oggi polizia locale, non sono armati. I colleghi di Feltre e Cortina, per citare casi bellunesi, invece sì. Il che significa che ad oggi i nostri agenti alle 19 per forza di cose smettono di essere operativi, precisa Addamiano. La pistola diventerà anche una questione di autodifesa, spiegano da Palazzo Rosso. Si tratta infatti di una richiesta che è partita dagli agenti stessi, ce l'hanno chiesta loro, conferma Damiano. Belluno per fortuna rimane una città sicura e con un tasso di criminalità basso, ma i tempi sono cambiati e la capacità di intervenire rispetto a situazioni potenzialmente pericolose può trasformare radicalmente il lavoro degli agenti. Nessun Far West, dice ancora a Damiano. Il corso verrà fatto appunto un corso a cui parteciperanno gli agenti della polizia locale. Il corso serve proprio per garantire la massima sicurezza. L'addestramento sarà preliminare adesso e di aggiornamento costante in seguito. In ogni caso l'utilizzo dell'arma da fuoco rimane comunque l'extrema ratio, aggiunge l'assessore Addamiano. Andiamo avanti nella lettura e cambiamo argomento. Gran fondo. Si parla di sport, 30 anni di grandi salite. Numerosi cambiamenti nei 3 decenni di storia, ma quelli rimasti intatti sono la competitività e la durezza del tracciato. Tutto prese il via nel 1995, quando a Croce Daune venne inaugurato il monumento dedicato a Tullio Campagnolo. E c'è una foto che mostra i ciclisti della Gran Fondo pronti al via in largo Castaldi. 30 anni di storia, di grandi salite e di fatica. Questa è la Sportful Dolomiti Race, una delle gran fondo più dure d'Europa. Oggi prende il via ufficialmente la 30ª edizione dell'evento ciclistico che dal 25 giugno del 95, data della prima edizione, fa puntare i riflettori internazionali e nazionali, non solo ciclistici, su Feltre, su tutto il bellunese e su un comitato organizzatore che ha saputo vincere 1000 sfide per portare avanti il proprio sogno. La Sportful Dolomiti Race, con tutti i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, quasi fosse una bambina che affronta la vita, ora compie 30 anni e mette sul piatto ancora più energia, esperienza, spettacolo per chi pedala e per chi tifa, ne scrive Daniele Mammani. Oggi appunto l'inaugurazione dell'evento a Pra del Moro, la spettacolare gara dedicata ai giovani dai 5 ai 12 anni. Pulizia del lago, una buona notizia, in arrivo 7 milioni e mezzo. I ministeri dell'interno e dell'economia finanzieranno l'intervento atteso da tempo per evitare il rischio interramento. La soddisfazione dei sindaci dei Toni e d'Avare, chiamati ora a una stretta collaborazione per definire i dettagli dell'opera. Siamo in Agordino fra i comuni di Alleghe e Roccapietore. In arrivo 7 milioni e mezzo di euro per la rimozione del materiale che si riversa nel fondale del lago di Alleghe. I fondi arrivano dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e della Protezione Civile, che ha redatto il decreto che prevede per il comune di Alleghe ente responsabile dell'avvio e dell'esecuzione dell'intervento, che non sarà immediato. Lo specchio d'acqua contornato dalla maestosità del Civetta dovrà fare i conti con il problema di alghe, materiale che si riversa nell'acqua e talvolta cattivo odore ancora per questa estate.
I lavori dovranno essere affidati entro il 31 dicembre del 2026 e completati entro il 2028. Lo stanziamento arriva proprio alla vigilia dell'apertura della stagione estiva, con impianti di risalita e strutture ricettive che si preparano ad accogliere gli ospiti, pronti anche a scattare un selfie o a godersi qualche momento di relax in riva al lago, ne scrive Claudio Fontanive. Quindi una buona notizia anche dal punto di vista, come dicevamo, turistico. Vola dalla diga, muore avvocato. Purtroppo c'è la notizia di una tragedia, siamo in questo caso in Val di Zoldo. Un 67enne precipita per 90 metri dalla passerella in cemento dell'impianto di Pontesei dopo aver forzato il divieto di accesso. La scoperta mercoledì in serata. Per il recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra del soccorso alpino. E a scriverne l'articolo è senza firma. Un volo di una novantina di metri, pochi secondi, lo schianto sul greto del torrente, la vita che fugge, il buio e il silenzio dei boschi. Non si sa da quanto il corpo di un uomo di 67 anni, avvocato, era alla base della diga di Pontesei in comune di Val di Zoldo, ma la sua auto parcheggiata non distante dall'accesso vietato all'impianto deve aver insospettito qualcuno che ha fatto scattare l'allarme. Erano le 22. In pochi minuti sono arrivati sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e una squadra del soccorso alpino della Val di Zoldo. Il basamento della diga è stato illuminato dalle fotocellule e il corpo dell'uomo è stato trovato in fondo alla gola. I volontari del soccorso alpino sono scesi per il recupero, la salma è stata collocata su una barella che poi è stata sollevata fino al camminamento dell'impianto. I carabinieri della stazione di Longarone hanno svolto le formalità di rito previste in queste circostanze, avvertendo i colleghi di Treviso. Nulla nel comportamento dell'uomo in questi ultimi tempi avrebbe lasciato prevedere un gesto estremo e la notizia della tragedia si è abbattuta sulla famiglia come un cataclisma. L'uomo lascia una figlia di 18 anni. Una tragedia quindi impressionante e condoglianze alla famiglia da parte anche dalla redazione dell'Amico del Popolo. Ci spostiamo al Corriere delle Alpi e andiamo a leggere un'altra notizia. Mani sul collo al consigliere comunale Stefani aggredito a Palazzo Rosso. Un uomo ha quasi strozzato i rappresentanti di Fratelli d'Italia in municipio, è già stato individuato e denunciato, ne scrive Gigi Sosso. Preso per il collo a Palazzo Rosso, manca poco che lo strangolino. Il consigliere comunale Armando Stefani è stato aggredito da una persona, al momento ancora anonima, sulle scale di Piazza Duomo. Un violento agguato nei confronti del settantenne rappresentante del gruppo di Fratelli d'Italia che si trovava in comune non poteva certo immaginare di essere sorpreso alle spalle da un soggetto che, secondo una prima ricostruzione, gli avrebbe messo le mani intorno al collo, stringendo progressivamente la presa al grido di "ti ammazzo, ti ammazzo". Momenti di grande paura e angoscia, oltre che di dolore e mancanza di fiato, tanto più che Stefani non è stato per niente bene solo poco tempo fa. Meno male che nelle immediate vicinanze ci sarebbe stato un collega della maggioranza richiamato dalle richieste di aiuto, per cui l'individuo avrebbe desistito e se ne sarebbe andato alla svelta. Stefani ci avrebbe messo qualche minuto a riprendersi e a fare mente locale su chi poteva essere stato. Si tratterebbe di una persona conosciuta, quasi sicuramente di colore, ma non è chiaro se di origine africana o latinoamericana. Nelle ore successive la vittima dell'aggressione è andata a presentare una querela e dovrebbe aver fatto nome, cognome e indirizzo del presunto colpevole. Tentato omicidio o lesioni, il delitto è da qualificare, accertamenti in procura della Repubblica, si legge ancora nell'articolo. Andiamo avanti, sempre qui sul Corriere delle Alpi, andiamo a leggere altre notizie. C'è da dire che fra i finanziamenti che sono arrivati al territorio bellunese dal Ministero dell'Interno ce n'è anche uno importante che riguarda Borgo Valbelluna. Infatti sono quasi 600.000 gli euro appunto per il comune di Borgo Valbelluna, il cui territorio viene flagellato dal maltempo dell'estate 2023. Fin da subito a Borgo Valbelluna era stata fatta la conta dei danni ed era stato presentato alla Regione l'elenco degli interventi. Ce ne sono già diversi appunto che sono stati realizzati.
Leggiamo un'ultima notizia e poi chiudiamo la rassegna. Unioni Montane, l'ente che unirà Cadore e Comelico rimane un noto. Nuovo incontro ieri in provincia sul progetto di riordino. Calzavara, l'obiettivo è definire l'assetto entro metà luglio, ne scrive Alessia Forzin. Resta da sciogliere solo il nodo dell'Unione Montana Cadore Comelico per completare il progetto del riordino di questi enti voluto dalla Regione. Nel territorio bellunese da 9 unioni montane si passerà a 5, per 4 i confini, e i comuni bellunesi che ne faranno parte sono definiti. Per l'Unione Montana dell'Alto Bellunese, così si chiamerà, che raccoglierà i comuni di Comelico, Cadore e Valboite, il percorso è più complesso, anche perché in questo lotto di enti c'è l'Unione Montana Valboite che è commissariata e in liquidazione. L'obiettivo in ogni caso è chiudere la partita con la firma delle convenzioni attorno alla metà di luglio, come già anticipato dall'assessore regionale Francesco Calzavara ieri in un incontro con i rappresentanti degli enti bellunesi nella sede della provincia. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. Come sempre grazie per l'ascolto e a prestissimo.